Il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, interviene oggi sui cantieri stradali, la Sicilia, ostraggio di strade bloccate, cittadini dimenticati da parte dell'ANAS. In Sicilia la gestione dei lavori stradali e autostradali da parte dell'ANAS ha raggiunto livelli inaccettabili, ha dichiarato il sindaco Cuffaro. Cantieri interminabili, lavori che durano anni, interi tratti ridotti a percorsi e ostacoli. La presenza di operai nei cantieri è minima, in alcuni casi si vede un solo lavoratore che per mesi presidia lavori che avanzano a passo di lumaca. A rendere la situazione ancora più insostenibile sono i semafori piazzati lungo i cantieri che obbligano gli automobilisti e autotrasportatori a interminabili attese, trasformando ogni viaggio in un calvario. Il rispetto per l'utenza è pari a zero, un servizio pubblico gestito in questo modo è un insulto alla dignità dei cittadini costretti ogni giorno a subire disagi e perdite di tempo e costi aggiuntivi. Il sindaco Cuffaro si chiede perché in Italia non si stabilisce per legge che lavori stradali e autostradali vengano organizzati su 3 turni giornalieri, così da accelerarne il completamento. Perché non imporre che i lavori si svolgano soprattutto nelle ore notturne, quando il traffico è ridotto, come avviene in molti paesi europei? E ancora, perché i lavori per chiudere il cerchio autostradale siciliano vengono sempre appaltati da un solo lato? Perché non avviare contemporaneamente al tratto Acate-Gela già appaltato anche la Castelvetrano-Sciacca, così da abbreviare i tempi e rendere più credibile il completamento di questa infrastruttura fondamentale? La Sicilia non può più aspettare, chiediamo pertanto, dichiara Cuffaro, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che ha dimostrato sensibilità verso i problemi dell'isola, di farsi promotore di una legge e di una direttiva vincolante verso l'ANAS affinché i cantieri vengano gestiti con criteri di serietà, efficienza e rapidità. I siciliani hanno diritto a infrastrutture moderne e funzionali, ha concluso il primo cittadino Cuffaro, non a cantieri eterni che sembrano più ostacolo che soluzione.